Va ora in onda Potere al Popolo. Aspetta che arrivo. Eccomi qua, sono tornato e mi ero nascosto sotto il tavolo per un attimo perché dopo questa bellissima Georgia, oh my mind, era quello che ci voleva. Adesso siamo belli vispi, è il nostro regista Simone, signori, buongiorno. Poi la mattina è tutto moscio, poi il pomeriggio ti serva qualche cosa, cioè io lo carico la mattina e poi dopo il pomeriggio e va a pallettoni, ragazzi. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, sono il motivazionale della vostra settimana, certo. 6 minuti dopo le 11, il Corriere, ma tutti i siti aprono con Sarkozy, perché cosa pensavate che restasse in carcere? La procura ha chiesto la scarcerazione dell'ex presidente. Oggi la decisione è perché la prigione è molto dura e logorante. Guarda un po'. Subito sotto, l'abbiamo letto anche in rassegna, la manovra parla Giorgetti, l'intervista a Giorgetti, perché? Perché dice una cosa molto importante. La manovra va difesa. Chi guadagna 2.000 euro non è un benestante e io ripeto, soprattutto se c'ha dei figli da mantenere. Ma la frase importante è l'Europa fermi l'avanzata cinese. Tra le righe ha detto anche questo, è forse la frase più davvero pericolosa, importante, che dobbiamo tenere d'occhio, perché noi che siamo maghi, l'avevamo già detto settimane fa quando si è cominciato a parlare di dazi non verso l'Italia ma verso la Cina non potendo più portare in America i propri prodotti, secondo voi dove li sta portando? Bada ben, ci siete arrivati? Complimenti. E allora vi meritate la canzone indipendente, signori. Certo, in questa seconda parte della nostra controinformazione potentissima, tra poco salutiamo un artista che si chiama Emiliano Curioni con la sua nuova canzone che si intitola Oltre le stelle. Eri luce nei miei occhi, sole nel mio cuore. Ora io raccolgo i cocci, faccio i conti col dolore. Promesse spezzate, parole vuote, un addio da me cercato. Il mio mondo è crollato, il mio cielo è diventato grigio. Ma oltre le stelle, oltre il dolore, c'è una luce che brilla, un nuovo amore, un amore che non mi farà cadere, ma mi prenderà per mano e mi farà volare. Ti ho voluto allontanare, cancellare ogni traccia. Oggi è un giorno buono per ricominciare, per riguardarmi in faccia. Ho pianto lacrime amare, ho urlato al vento il mio dolore, ma il tempo guarisce le ferite e il sole torna a splendere. Oltre le stelle, oltre il dolore, c'è una luce che brilla, un nuovo amore che non mi farà cadere, ma mi prenderà per mano e mi farà volare. Ho imparato a non fidarmi delle parole, a non credere alle promesse. Ho imparato a rialzarmi, a non arrendermi, a non perdere la speranza, perché la vita è un viaggio, un'avventura, una scoperta.
voglio viverla a pieno, senza rimpianti, senza paure. E oltre le stelle, oltre il dolore, c'è una luce che brilla, un nuovo amore, un amore che non mi farà cadere, ma mi prenderà per mano e mi farà volare. Oltre le stelle, oltre il dolore, c'è un futuro che mi aspetta, un amore che verrà. E io sarò pronto ad accoglierlo, col cuore aperto e l'anima leggera. Sarà la nebbia che avvolge perennemente lodi di questi tempi, ma avete sentito che dolcezza, che romanticismo, la nuova canzone di Emiliano Curioni. Piacere Emiliano, ciao! Ciao, piacere mio. Ah, ci Buongiorno a voleva. tutti. Buongiorno con Oltre le stelle. Ti abbiamo applaudito a Io Canto Senior, è finalista e qui Grazie. si raccontano le cose di tutti noi, che nella vita spesso si soffre per amore, ma non soltanto, e a volte proprio la musica diventa fonte di forza, di incoraggiamento, prima di tutto per alzarsi dal letto la mattina, per cominciare la settimana. Poi chiaro, se ascolti Sammy Varin e Radio Libertà con la nostra rassegna stampa, ragazzi, è faticoso tirarvi giù dal letto con le notizie che ogni giorno ci sono sui quotidiani, per cui per fortuna che c'è la musica e per fortuna che ci siete voi indipendenti, che molto spesso siete più veri, più freschi, più genuini, parlate davvero col cuore in mano e non soltanto per pensare al portafoglio come fanno i soliti grandi. Emiliano Curioni, ci devi parlare di te perché non sappiamo proprio niente, soltanto di questa bella partecipazione a Io Canto Senior che ti ha fatto anche una buona iniezione di incoraggiamento, per riprendere il termine di Oltre le stelle. Ti sei incoraggiato e hai messo una marcia bella potente, Emiliano. Sì, questo è stato sicuramente Io Canto è stata una vetrina veramente molto importante. Fino adesso diciamo, è stata la vetrina veramente la prima e veramente importante vetrina che mi ha fatto conoscere al pubblico e che mi sta dando la possibilità di potermi esprimere a pieno, ecco. E senti, e che commenti hai avuto a questa presenza su un canale importante con un pubblico veramente gigantesco? Cosa ti hanno detto? Cosa ti hanno fatto capire? Magari qualcosa di te, del tuo personaggio, della tua musica che finora non avevi compreso, perché Io Canto Senior, lo dice la parola senior, l'Emiliano Gaminga Vintan. Quanti anni No. hai, Emiliano? Quanti anni hai? Allora, io ho appena compiuto 56 anni, quindi non sono proprio giovanotto, però c'è un amico che dice che il numero 56 o comunque il numero degli anni che uno diciamo compie sono solo un numero, quindi è quello che ti senti all'interno di te stesso che fa la differenza. Effettivamente io sto vivendo una seconda giovinezza e questa cosa mi sta facendo veramente, a prescindere dalle notizie che si sentono tutte le mattine tra radio, giornali e altre cose, mi sta dando comunque quella carica per andare avanti, alzarmi tutte le mattine e avere comunque il sorriso. Ah, ci voleva Sì. ragazzi. Emiliano, e quindi Sì. dicevi? No, e quindi questo qui è stato, diciamo,
tu parlavi dei commenti che ho ricevuto, ecco. Beh, sicuramente chi mi conoscevo sotto un'altra veste, quindi quando mi hanno visto in televisione sono rimasti tutti molto stupiti, ecco, poi soprattutto dalla voce, ecco, perché soprattutto per alcuni mi hanno sempre commentato dicendo vabbè, ma caspita, hai una voce completamente diversa da come parli a come canti. Faccio effettivamente è così, però sono veramente molto contento. Poi vabbè, le persone ti riconoscono, insomma è una cosa che sta avendo una bella onda, quindi speriamo di portare avanti questo progetto anche per il futuro. Senti, ma qui parliamo di artisti indipendenti, normalmente sono artisti che fanno della musica un qualcosa di molto importante nella loro vita, ma non sempre è l'argomento principale, nel senso che normalmente, ma lo dice anche mio padre ancora a me, mi chiede, ma vabbè, quando è che fai un lavoro serio? E io gli dico, guarda che questo è il mio lavoro serio, parlo alla radio. Tu riesci a vivere di musica o hai anche tu un lavoro, No, tra virgolette, io serio? lavoro, no, io sono comunque un manager in un'azienda multinazionale, quindi io mi occupo principalmente di sicurezza nei luoghi di lavoro E e quindi? quindi quella è la mia attività principale. Questa sta diventando un'attività parallela che ti dico, sta diventando un secondo lavoro, ecco. Certo, Però, ma è lì il bello, sai? però sono molto contento, ecco, perché comunque ti dà molta energia e spero di essere anche un modello da seguire, nel senso che oltre alle stelle, come altri brani che diciamo sto preparando per il futuro, vogliono essere un messaggio di speranza per quelle persone che magari di speranza dopo gli sgambetti della vita non ne hanno più. Io invece ho trovato la forza per rialzarmi e per andare avanti. Bravo, avete capito signori? Questo è un esempio. Emiliano Curioni è uno sfogo che abbiamo e che dobbiamo cercare tutti quanti noi. Facciamo Esatto. il nostro lavoro quotidiano, ma c'è la vita che ci prepara a volte sorprese belle, a volte meno belle. Ecco, lo sfogo è riuscire comunque ad aggrapparti ancora a qualcosa di positivo al di là di quanto possa esserlo un lavoro e quindi di cercare anche la musica, di cercare un hobby, di cercare un qualche cosa che ti faccia sfogare, che ti renda la vita ancora un po' positiva o comunque ti dia delle speranze davanti. Assolutamente sì. È Poi questo. vabbè, bisogna anche essere fortunati. Ho avuto la fortuna e dico ho la fortuna di poterlo fare e quindi finché potrò lo farò, quindi andiamo avanti. Poi Minimo. vabbè, non si sa, e poi non si sa mai È nella vita. minimo, eh sì, perché come si dice sempre, questo lo si fa come hobby, come passatempo, come secondo lavoro, eccetera, poi un colpo di fortuna o qualche cosa che cambia ed esplode la fama di Emiliano Curioni, anche se qualcosa mi dice che tu non sei quello alla ricerca di fama o di successo, ma vuoi semplicemente trasmettere un messaggio, dei messaggi. Sì, E questo sì, è esatto, bello. esatto. Sì, questo è il mio obiettivo principale, ma penso che sia, spero che sia, diciamo, un po' il denominatore comune degli artisti indipendenti, nel senso che aspirare a una carriera alla mia età, non dico che è impossibile, però bisogna avere veramente tanta costanza, tanta forza, però ripeto, io l'unica cosa che voglio trasmettere appunto è questo messaggio. E lasciare qualcosa su questa Esatto, terra, lasciare qualcosa esatto, di esatto. positivo che possa servire agli altri. In questo caso, signori, c'è questa bellissima canzone che si chiama Oltre le stelle, che trovate su tutti gli store digitali, facilmente su YouTube, Emiliano Curioni, Oltre le stelle, e qualcosa ci dice che adesso che ti abbiamo scoperto, seguiranno
altre cosine interessanti e potenti Sì. come la tua voce, e quindi non ci mettiamo che in attesa di nuovi estratti da quella che è la tua vita quotidiana e che, guarda caso, è anche la nostra. Grazie Emiliano. Grazie mille a voi, grazie a tutti e un bacione. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Veramente gran bella persona questo Emiliano Curioni da Lodi. Oltre le stelle, un pezzo che reinserirò in programmazione perché merita, è da forza. Poi, cavolo, ha una voce veramente potente. Riuscirci. E no, vabbè, non viene così bella. 11:21, buongiorno. Sammy Varini, i vostri messaggi. Quanti ne ho lasciati indietro? Vado, recupero e grazie a tutti voi che ci scrivete, ragazzi. Buongiorno. Vorrei chiedere ai giudici perché contrastano il governo quando mandano i clandestini in Albania per essere rimandati a casa. Ah sì, questo l'abbiamo letto. Ma poi ancora, buongiorno, voglio dire all'onorevole Molinari di ricordarsi che tra i pensionati ci siamo anche noi casalinghe, che Amato ha ridotto la nostra pensione con una sua legge del 92. Amato ce ne ha fatte di cose simpatiche, che siccome non c'erano più soldi ha tolto a noi casalinghe per forza per allevare i propri figli. Siamo stati a casa perché in quel periodo non c'erano le strutture per i nostri figli e così siamo rimasti a casa e noi ci siamo sacrificati, abbiamo fatto versamenti consigliati dall'INPS. Amato ha cancellato tutto questo e così noi prendiamo proprio una pensione da fame ed offensiva. Molinari, cosa si può fare? Grazie per questo messaggio e io lo giro molto volentieri al capogruppo della Lega. Pina, desidero dire un mio pensiero. Inizio dal fatto che quelli di sinistra si lamentano per quanto riguarda la lungaggine della sanità. Forse il motivo è che siamo diventati troppi, in quanto essendo diventato appunto troppi, dobbiamo dividere con tutti quelli che siamo obbligati ad accogliere e curare. Sì, oggi scherzavamo sul fatto che in Emilia-Romagna qualcuno ha protestato che arrivano in troppi dal sud a farsi curare. E noi qui in Lombardia cosa dovremmo dire? Il problema è che ce ne sono molti altri che arrivano ancora più a sud. Non possiamo, non ce lo permettono, per non parlare della sicurezza. Insomma, tutto ruota intorno alle persone che ci obbligano ad accogliere anche se non hanno lavoro, per cui alla fine lavorano sì, lavorano no, ma nella delinquenza. Loro, quelli della sinistra, hanno sempre ragione. Pina, è vero, ma adesso te l'ho detto, si sta rivoltando la frittata, per cui stanno dando ragione a noi, però quelli della sinistra protestano dicendo ma no, insomma, questo governo non pensa alla sicurezza. Mi sento un deficiente, yeah. C'era una canzone? Sammy, grazie della non facile lettura dei miei messaggi. Sì, lo so, ma oggi funziona così. No, non sono io. Qualcuno dice, ma quello non è capace di leggere. No, sono i messaggi che arrivano strani. Tassiamo le cazzate dei politici. Questa è una proposta stupenda. Vannacci. È Bill tentativo, giuro, Ciacchetto Bill, cosa devo fare? Bill tentativo salviniano di arginare l'espansione di Fratelli d'Italia cercando di inserire un uomo tra le file della Lega che usi tematiche trasversali e talvolta lontane da quelle storiche della Lega. Va riconosciuto che tratta argomenti pertinenti, ma è un'arma a doppio taglio. Ma Mauro, non lo so se è un'arma a doppio taglio. Dico che c'è sicuramente bisogno di uno che parli come Vannacci perché sfiora corde che noi non riusciamo a sfiorare. È chiaro che c'ha sta mania esasperata della decima mas, fascismo, eccetera. È una mania che serve per far arrabbiare quelli di sinistra, su questo non ci piove. Poi dovrebbe essere altrettanto arguto di spostare appena il giornalista il giornalista di sinistra di Repubblica lo chiama, di spostare l'argomento su cose veramente pertinenti all'attualità. Questa è la bravura, l'arguzia che non sempre vedo in Vannacci, ma è un mio pensiero personale, assolutamente, anche perché poi il Matteo della situazione, che non è Salvini, è quello di Repubblica, e chiaramente insiste sulla battuta che ha detto riguardo la decima mas. Monica, tassa sui cani o altri animali, c'è gente sola e queste anime belle sono il loro unico affetto, tassiamo anche
anche i figli allora, ma a quelli già dobbiamo dare tanti soldi e le tasse sui figli già ci sono praticamente. Secondo, ma come pochi agenti per la sicurezza? E ci sono troppi delinquenti impuniti e difesi da questi strani giudici. Proporrei una materia curricolare a scuola sulle leggi dello Stato, ovvero studio del diritto già dalle primarie. Tante cose su cui ragionare. Ciao cara Radio e ciao cara Monica, bella idea. Lo studio del diritto, un po' anticipato magari. Battista, penso che se a chi interviene per difendere un'altra persona ci fosse data una medaglia di benemerenza, anziché finire sotto processo per i danni all'aggressore, sicuramente ci sarebbero più interventi per aiutare le vittime di aggressione. Ma Battista, basta semplicemente non indagarle, quelli che si difendono e il carabiniere che spara. Dobbiamo ritornare a trasmetterla quella canzone di Carabiniere spara. Ce n'è una che si intitola proprio così, di un artista indipendente. Toccagli il cane e vanno giù di testa. Peggio che se gli offendi la madre. Oh, è stato un nostro ascoltatore che ha detto la battuta, rivolta alla slime probabilmente. Perché non tassiamo i cani a questo punto? Oh, c'è stata l'insurrezione stamattina. Se è così importante per te, paga qualcosa, no? Ti sveni, se paghi qualche euro in più per il tuo animale, cosa cambia? Signore, adesso c'ho paura a uscire da via Bellerio, ragazzi, e tutti fuori col cane. Non sono del PD, sono di destra e mi sembra giusto che chi ha un cane deve pagare qualcosa. Sei mica obbligato a tenere un cane come invece si vorrebbe un figlio per creare una famiglia. La famiglia è anche formata da cane e gatto. Oh, sempre tutto gratis. Tu hai il cane o devo pagare il comune che mi aumenta l'IMU per tenere puliti i marciapiedi sporcati dal tuo cane? Attenzione a votare, gli islamici i cani non li vogliono. Ecco la chiosa finale, ragazzi. C'è un po' di pazzia nei vostri messaggi, ma io vi amo proprio per questo. Per questo sono qui a parlare a questa radio. Ciao Sammy, la manovra di Giorgetti è giusta. Da una vita il ceto meno abbiente è stato agevolato, adesso basta. Antonella, hai rotto, ci scrive Carmen. Antonella, parlava di te, certo. E ancora, signori, mamma mia, oggi siete tostissimi, chi mi fa il pollicione. Allora, la mettiamo la tassa sui cani o no? Non scherziamo. Parliamo di animalismo tra 10 minuti e un quarto d'ora e dopo i bacchettoni di informazione cattolica parliamo con Manfredi Potenti, senatore della Lega, che arriva proprio dal Dipartimento Nazionale Tutela Animali, responsabile di questo Dipartimento della Lega, e con lui parliamo delle nuove iniziative della Lega in tema animalismo e di begli eventi che accadono prossimamente in Toscana. Intanto ancora qualche istante e vi ricordo che c'è Vannacci dopodomani a Benevento, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. Roberto Vannacci arriva parlando di Sannio e il Sannio che merita rispetto, regionali in Campania. Ok? Ancora la nostra idea di Campania. Siamo a Calitri. E questo appuntamento è già passato e mi scuso, era di ieri, domenica 9 novembre alle ore 17 con Gianluca Cantalamessa, che però ritrovate sicuramente nei prossimi giorni, visto che è in tournée insieme a tanti della Lega e non soltanto, proprio per parlare di elezioni regionali. Roberto Vannacci anche l'11 domani, ore 20, ad Avellino, località Cappella, ore 20. E anche qui, visto la polemica di quest'oggi sui quotidiani, motivo in più per esserci. Appuntamenti da non scordare targati Lega, li trovate sul sito legaonline.it. Roberto Vannacci domani martedì 11 novembre sarà a Napoli, Hotel Ramada, via Galileo Ferraris 40, alle ore 18. Mentre venerdì 14 novembre ci sono tutti i big a Napoli, Meloni, Tajani, Salvini e gli altri leader del centrodestra insieme a Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra per le elezioni in Campania. Altri appuntamenti da non scordare targati Lega e soprattutto targati militanti della Lega, la cena provinciale
al Palasettembre di Chiuduno, 29 settembre, sabato, da prenotare certamente contattando le sezioni di riferimento. Sto guardando che sicuramente mi sono dimenticato di qualche cosa, ma d'altronde siamo sempre di corsa, santa la polenta. Liberi e forti, la Campania, Afragola, Cinema Teatro Gelsomino, mercoledì 12 novembre, come vi dicevo, Gianluca Cantalamessa, Giampiero Zinzi, ma soprattutto il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli. Questo mercoledì, Afragola, Napoli, ore 19:30, Cinema Teatro Gelsomino. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Insomma, io questo periodo, lo sapete, è un periodo importante, si parla tanto, io sento anche alla radio, sento le trasmissioni di genuinità, di territorio, però dopo aver parlato di genuinità, scusate, territorio, bisogna mettere gli scarponi a terra, no? Vuol dire che adesso è il momento di vedere se davvero è così. Noi siamo pronti con l'olio nuovo, siamo in raccolta, un olio meraviglioso, che il mondo ci invidia, chi dietro i vichinghi che vengono qua d'estate sul lago di Garda, che riempiono il baule della macchina di olio, di vino, di formaggi, roba genuina, roba buona, roba italiana. L'olio nuovo adesso va assaporato. Io quello che posso fare per voi nel mese di novembre, dicembre, gennaio non lo so, è darvi l'olio nuovo al prezzo vecchio. 84 euro 6 bottiglie da 1 litro, oppure 84 euro 3 bottiglie del fresco di Frantoio e 3 bottiglie del primo novello etichetta nera, quello da usare a crudo, meraviglioso. Il trasporto è gratuito, non lo pagate, ve lo portiamo sull'uscio di casa. Gustate l'olio Acerbis. Chi ci conosce sa di cosa parliamo, chi non ci conosce provi le 3 bottiglie se volete, non è un problema. 3 bottiglie, consegniamo anche quelle in tutta Italia. Chiamate 030 68 4408, fatelo adesso, oppure visitate olioacerbis.com, perché come diceva il nonno, l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'olio buono viene sempre a galla, ma ascoltando Radio Libertà vengono a galla anche tante notizie che non avevate sentito perché magari eravate sintonizzati fino a ieri su altre radio, su altre televisioni o giustamente, come dico io, bisogna ascoltare tutto quanto, ma sentendo noi, a questo proposito ringrazio anche quelli che ci seguono sui social, su Facebook, su YouTube, e chi scarica la rassegna stampa dal sito di Radio Libertà e si ascolta poi il podcast negli orari diversi della giornata o della nottata, scoprite che ci sono notizie che gli altri non hanno neppure citato. Chissà come mai. E tra queste notizie molte arrivano dal sito informazionecattolica.it. Abbiamo con noi il direttore Matteo Orlando. Buongiorno Matteo. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Oggi cominciamo con una notizia che già qualcuno ha dato abbondantemente, ma da un altro punto di vista, vale a dire l'elezione di Zoran Mandani a sindaco di New York, e poi continuiamo invece con notizie invece poco diffuse. Allora, per quanto riguarda il nuovo sindaco di New York, la sua elezione è stata salutata dai progressisti come un evento storico, come segno di rinnovamento democratico, un segnale di novità. In realtà è un segnale di allarme per l'Occidente, perché dietro la retorica dell'inclusione della città per tutti c'è un progetto di natura ideologica costruito sul linguaggio populista, rivoluzionario, un linguaggio divisivo, e rischia di trasformare questa metropoli da simbolo di libertà economica e di pluralismo culturale in un laboratorio di esperimenti sociali fallimentari. Inoltre Mamdani, che si definisce socialista e rivendica con orgoglio la propria identità islamica,
incarna una sintesi pericolosa fra queste due utopie totalitarie, il comunismo e l'islamismo politico. Entrambi negano la libertà dell'individuo, entrambi puntano al dissolvimento della famiglia naturale, entrambi subordinano la coscienza all'autorità ideologica e aspirano a costruire una società controllata in cui la libertà non è un dono di Dio ma è una concessione del potere. E quando queste due forze, ripetiamo, comunismo e Islam, si fondono, nasce una ideologia di conquista che unisce il fervore religioso islamico con la disciplina rivoluzionaria comunista, e quindi una fede cieca e la pianificazione centralizzata, la guerra santa con la lotta di classe. Quindi provate a immaginare il mix esplosivo che rappresenta Mamdani, che non è semplicemente quindi un volto politico, ma è il prodotto di un'operazione abilmente orchestrata, sostenuta da movimenti radicali e da settori del mondo accademico che sfrutta la crisi morale dell'America e anche la stanchezza verso le istituzioni tradizionali per promuovere una visione di una società fondata sulla colpa collettiva e sulla divisione identitaria. E quindi la sua ascesa, secondo noi, riflette anche la trasformazione della sinistra occidentale, che confonde la giustizia sociale con la lotta di classe e l'inclusione con la resa culturale, e quindi finisce per legittimare chi utilizza la religione come arma politica e il linguaggio dei diritti o presunti tali come strumento di controllo. Poi non parliamo delle sue posizioni sul Medio Oriente, la sua simpatia per cause anti-occidentali e anche la sua retorica anti-sionista, che poi è un sostegno pieno ad Hamas, un movimento terroristico. Quindi, mettendo tutto insieme, quello che Mamdani ha da offrire è veramente qualcosa di contraddittorio e pericolosissimo. È una contraddizione morale di una sinistra che predica la libertà ma favorisce chi la limita, esalta la diversità ma premia la divisione. E in tutto questo contesto la figura di questo politico islamo-comunista è il simbolo di un processo di dissoluzione interna dell'Occidente, quindi è una ideologia travestita da umanitarismo che, dietro parole come uguaglianza e pace, in realtà produrrà censura, obbedienza e subordinazione delle persone alle ideologie dominanti. Ecco, per chi volesse approfondire quello che abbiamo appena detto, vi invitiamo a leggere 3 articoli che abbiamo pubblicato su Mamdani, uno dal titolo Un segnale di profondo allarme da New York, che abbiamo pubblicato su Infobreak, la seconda nostra testata, il 6 novembre, e 2 articoli di Angelica La Rosa pubblicati su Informazione Cattolica, uno il 7 novembre dal titolo La pericolosità sociopolitica dell'islamo comunista Mamdani, e uno proprio stamattina dal titolo Mamdani è il prodotto di un'operazione politica abilmente orchestrata. Ecco, passando ad altro invece, carissimo Semmi e carissimi ascoltatori di Radio Libertà, vogliamo sottolineare con un articolo del dottor Paolo Gulisano dal titolo I vigliacchi contro Federica Picchi, un fatto spiacevole, molto spiacevole, accaduto in Regione Lombardia, dove da un anno circa era sottosegretaria allo sport e ai giovani l'imprenditrice Federica Picchi, colei che ha fondato la Dominus Production, non so se ricordate, che ha diffuso film interessanti come Cristiada, Unplanned. Ecco, questa giovane imprenditrice è stata sfiduciata dal Consiglio regionale lombardo durante la seduta dello scorso martedì 4 novembre. L'Aula ha approvato la mozione con 44 voti favorevoli e 23 contrari, in un voto segreto che ha messo in luce una profonda spaccatura nella maggioranza di centrodestra. Il documento era stato presentato dal capogruppo del PD, Pier Francesco Maiorino, e sottoscritto da tutte le opposizioni, e veniva contestato alla Picchi di avere citato delle affermazioni del ministro alla salute, chiamiamolo così, degli Stati Uniti, Robert Kennedy, in particolare riguardo a determinati effetti avversi legati alla vaccinazione Covid e non solo. E la decisione di sfiduciare la Picchi arrivata dal PD può essere normale, considerando il pensiero che hanno da questa parte politica, però si sono aggiunti con il voto segreto anche esponenti di Forza Italia, alcuni della Lega e qualcuno anche di Fratelli d'Italia, perché al momento del voto erano presenti 43 consiglieri di maggioranza e 24 di minoranza, il che significa che almeno 20 del centrodestra, che appoggia la coalizione guidata da Attilio Fontana,
hanno deciso di votare contro Federica Picchi. Quindi una vera e propria vigliaccata, e qualcuno nell'ambito del centrodestra dovrebbe dare qualche spiegazione. Poi, carissimo Semmi e carissimi ascoltatori, in un articolo che abbiamo intitolato Viva l'agricoltura, viva gli agricoltori, che abbiamo pubblicato sulla nostra seconda testata Infobreak, abbiamo spiegato che i dati diffusi dalla Coldiretti parlano chiaro: i giovani tornano nei campi agricoli e nel secondo trimestre del 2025 l'occupazione under 35 in agricoltura è cresciuta del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi raggiungendo quota 122.000. È un dato che brilla in mezzo al calo generale dell'occupazione giovanile in tutti gli altri settori. E questo significa che nonostante tutto la terra continua ad attrarre, ad ispirare e a dare qualche speranza. E non è un caso, perché come sappiamo l'agricoltura italiana è un patrimonio unico al mondo, con varietà di produzioni, eccellenze riconosciute, qualità senza pari e anche la tradizione che si incrocia con l'innovazione. E quindi gli agricoltori, ricordiamo, sono rimasti in piedi di fronte alle intemperie meteorologiche, alla burocrazia, alle follie dell'epoca Covid, ai rincari energetici che sono seguiti dopo l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, e poi alle scelte pessime dell'Unione Europea, della politica agricola comunitaria, e sono stati loro a tenere vivo il tessuto rurale, a custodire i paesaggi, a difendere la sovranità alimentare del paese, che è stata spesso sacrificata sull'altare delle regole imposte da Bruxelles. Quindi questa buona notizia dell'aumento dei lavori, dei posti di lavoro nell'ambito dell'agricoltura, noi speriamo che sia il volano per aprire questo settore affinché la politica segua sempre di più l'agricoltura. Carissimo Semmi, poi vorremmo anche ricordare oggi, 10 novembre, un fatto accaduto nel 1975, quando è stato firmato il Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia, e in un articolo dal titolo Il tradimento di uno Stato verso il suo popolo, oggi abbiamo ricordato questa triste pagina della storia italiana, perché ha sancito la rinuncia a territori che erano stati per secoli italiani, per storia, cultura, per tutto, riconoscendo alla Jugoslavia il passaggio della zona B del territorio libero di Trieste, e questo fu il suggello di un lungo processo di abbandono che era cominciato nel dopoguerra, quando le potenze vincitrici consegnarono al dittatore comunista Tito le terre dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, lasciando al loro destino decine di migliaia di nostri connazionali. E mentre le diplomazie brindavano a Osimo in nome della distensione, gli esuli giuliano-dalmati ricordavano le case perdute, i cimiteri profanati, le chiese incendiate, le lapidi cancellate, le foibe dove morirono decine di migliaia di persone, e poi anche l'esodo che ha coinvolto circa 300.000 persone costrette a lasciare le proprie terre per non piegarsi alla slavizzazione forzata. Ecco, abbiamo ricordato tutto questo stamattina e abbiamo anche riflettuto con Matteo Castagna, ma stavolta su Informazione Cattolica. Abbiamo riflettuto in un articolo dal titolo Società organica e comunità di destino, sul fatto che nella civiltà globalista della tecnica di oggi si sta sempre più andando avanti verso una forma di generazione totale, una totale distopia, dove l'assurdo diventa normale e la tradizione è cenere da spazzare via. È la meraviglia dell'ordine cristiano, l'armonioso rapporto gerarchico di una società organica, di una comunità di destino, è diventata sempre più utopia, purtroppo. Sempre su Informazione Cattolica, per concludere questi insiemi, abbiamo riferito della 7ª conferenza nazionale sulle dipendenze, che aveva come titolo Libertà dalla droga insieme sicuro, che è stata organizzata nei giorni scorsi, il 7 e l'8 di novembre, a Roma, presso l'auditorium della Tecnica. E lì hanno parlato varie autorità, vari personaggi importanti, tra cui anche il Santo Padre, che è intervenuto con un videomessaggio. E abbiamo parlato di questo perché purtroppo questo è un problema molto, molto serio, molto sottovalutato. In Italia abbiamo decine, centinaia di migliaia di persone che vivono il problema della droga e poi di altre dipendenze, e purtroppo non vengono seguiti come si dovrebbe, che uno Stato serio dovrebbe lottare fermamente contro le dipendenze, cosa che non accade in Italia. Il nostro Agrippino Castagna poi, in un articolo dal titolo Il governo sia caparbio nel volere il ponte,
invita, nonostante lo stop della Corte dei Conti, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ad andare avanti sul ponte, perché questa opera modernizzerebbe tutto il paese, quindi è bene che il governo a continuare. Poi, carissimo Semmi, l'epistemologo Sergio Caldarella, che è un nostro collaboratore da Princeton a Stati Uniti, si è fatto riflettere sulla deriva morale e culturale del mondo moderno, che ha elevato il nichilismo e l'orrore a principi fondanti. In un articolo dal titolo L'orgia degli orrori, Caldarella vede nella perdita di Dio e della oggettività etica la radice del caos contemporaneo, dove l'uomo si ritrae e il nulla trionfa. E poi dice che dal Novecento ad oggi, dalle guerre mondiali fino ai massacri del 7 ottobre 2023 in Israele, la storia dell'Occidente è una catena di atrocità e di assuefazione al male, e gli orrori non hanno anche più volte nel nome, diventano anche solamente delle date sul calendario, 7 ottobre, e sono svuotate di memoria e di pietà. Caldarella denuncia quindi l'inversione morale di una parte dell'opinione pubblica e della politica occidentale, che è travolta dal nichilismo. E invita alla fine del suo articolo alla ragione e alla coscienza individuale, che ormai sono spesso perse. Infine, carissimo Semmi, completiamo ricordando velocemente 3 articoli culturali, 2 dedicati a 2 importanti personaggi, personalità nostre recentemente, vale a dire il fumettista Giorgio Forattini, che è morto a 94 anni, e l'altro articolo riguarda invece il grandissimo studioso della Sacra Sindrome di Torino, il professor Pierluigi Baima Bollone, che ha avuto un grandissimo coraggio nella sua ricerca sul sacro tessuto, il sacro lino di Torino, e ha portato ricerche meravigliose su quel reperto della cristianità molto molto importante, su quella reliquia particolarmente importante. E poi il professor Francesco Berlanti, l'ultimo articolo che citiamo, un articolo pubblicato stamane, fa una riflessione sul Paradiso perduto di John Milton, considerato uno dei più grandi poeti inglesi di Shakespeare, e l'autore Berlanti ci ricorda la rilevanza teologica, letteraria e moderna di questa opera, e in particolare della figura di Satana, che è protagonista del poema. L'articolo mette in evidenza che Satana non è un eroe romantico prometeico come altri autori, ma è una grandezza illusoria, e il male infatti conduce sempre all'autodistruzione. Ecco, carissimo Semmi, questi sono stati i nostri articoli di oggi. Grazie per la vostra ospitalità e abbiamo un appuntamento a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà il prossimo lunedì. Un caro saluto a tutti. E siamo noi che ringraziamo voi di Informazione Cattolica, che avete messo sul tavolo belle argomentazioni da approfondire. Alla prossima. Don't do it where you wanna go to it. Relax. Don't do it where you wanna come. Relax. Don't do it where you wanna saturate. Relax. Don't do it where you wanna come. Where you wanna come. Relax, don't do it where you wanna go to it. Relax, don't do it where you wanna come. Relax, don't do it where you wanna set to it. Relax, don't do it where you wanna come. Whoa, whoa, whoa. But show your direction, imagine your attention. Leave those strings, skin those skins. Gotta heal it, with those ways of bills. Ow, ow, ow. Laser beam me. 1, 2, relax. Don't
go to it. Relax, don't do it. Where you wanna come? Relax, don't do it. Where you wanna saturate? Relax, don't do it. No, where you wanna come? Where you wanna come? Where you wanna come? Come. Relax, don't do it. Where you wanna go to it. Relax, don't do it. Relax, don't do it. Where you wanna saturate. Relax, don't do it. Now's the time, it's fun time. È una bella scossa che diamo ai nostri ascoltatori, mica che vi venga un po' sonno a quest'ora. È quasi mezzogiorno, ma un saluto anche a chi ci segue in differita sulle varie piattaforme. Abbiamo ascoltato questa bella versione della storica canzone di Frankie Goes to Hollywood, Relax, in questo caso sono i Rock 80, che proprio questo giovedì 13 suoneranno al Mami Sushi Caffè di Milano, ore 19. A proposito di una bella scossa, la bella scossa ve la diamo davvero, parlando adesso di una serie di eventi che riguardano arte, sensibilizzazione, formazione, impegno civile, unendo nella medesima problematica la tutela di donne, minori e animali. Signori, una cosa interessante che però ha un suo perché. Cioè la domanda che ci vogliamo fare, che si vuole fare con questa serie di eventi è: violenza sugli animali e violenza di genere, e io aggiungo non soltanto quella di genere. Esiste un legame? Cioè chi fa violenza contro un animale è capace a quel punto di fare violenza anche verso un uomo? Con noi l'avvocato Carmen Federico. Ciao Carmen! Ciao Sammy, come stai? E grazie per l'opportunità e soprattutto grazie per aver dato voce, come di consueto, alle iniziative della rivincita. Beh, cavolo, tu sei la presidente, l'ideatrice anche di tutta questa rassegna, ideatrice di questo progetto integrato che si chiama Crudeltà su animali e pericolosità sociale. Guarda che è una roba che raramente si unisce, ma ci vuole così poco a capirlo. Chi usa violenza contro gli animali può essere pericoloso anche contro l'uomo. Che cosa ti è venuto in mente di fare? E soprattutto, dico in regia Simone, inquadriamo anche la presentazione di questo evento, quanta gente diversa ma uguale ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di questo evento e di questi eventi. Cosa stai portando avanti, Carmen Federico? Allora, sai bene che l'associazione sul piano strettamente culturale e sociale insomma si fa promotrice di eventi plenari, no? Tesi comunque alla sensibilizzazione, alla prevenzione. E cosa c'è di meglio che coinvolgere il territorio, e lo si fa attraverso l'arte, la cultura, come tu hai ben sottolineato nella presentazione. Io sono un animalista, ho 2 pelosetti, ne avrei avuti 3 se non avessi perso il mio il 28 agosto. E mi ha segnato profondamente. Ho avuto modo di fare una call con il senatore Manfredi Potenti, che è responsabile del Dipartimento Nazionale Tutela e Benessere Animali, e con la presidente di un'associazione Link Italia PS, che è un'associazione di promozione sociale
che si occupa di studio, di ricerca e prevenzione del fenomeno Link, che si sostanzia in una sorta di correlazione, tra l'altro provata scientificamente, tra violenza su animali e violenza interpersonale. E di lì, insomma, io ho avuto modo di entrare nel merito di questa correlazione, e perché questa associazione Link Italia diffonde concreti protocolli operativi per l'identificazione dei segnali di violenza domestica attraverso proprio il maltrattamento di animali. Link Italia collabora con istituzioni nazionali ed internazionali e si è fatta promotrice di questa sorta di sensibilizzazione. Il resto lo voglio far rappresentare dal senatore Manfredi Potenti, che è relatore nell'evento del 14 novembre che si terrà alla sala consiliare del Comune di Massa. E devo dire che anche le istituzioni locali e le autorità locali, come il prefetto, il colonnello dei carabinieri, il colonnello Alessandro Dominici, che peraltro ha in concreto affrontato questa tematica quando era a Roma, e di concerto con l'avvocato Claudia Ricci, che è l'avvocato nazionale dell'EMPA, che sarà anche lei ospite il 14. E diciamo questa sorta di sensibilità l'abbiamo, perché poi ho approntato un progetto teso a coinvolgere le varie realtà locali a cui dare voce. L'ho esteso anche agli artisti, l'ho esteso anche alla musica e anche all'arte ginnica. Infatti ci saranno delle coreografie presentate dagli allievi di una scuola di spicco nel nostro territorio di Massa, della professoressa Francesca Biagini e Tiziana Vinè, e poi che so che tra l'altro tu sei molto sensibile alla musica, sarà presente con noi anche la Simona Galli, che è una cantautrice patrese che ha una scuola in provincia di Firenze e che tra l'altro è stata anche vincitrice del premio Lucio Dalla nel 2023 proprio con una canzone sulle punte che narra di un fatto di cronaca della morte di una sua carissima amica che è stata vittima di violenza di genere. Il progetto è molto molto ampio e sono molto onorata e anche emozionata di presentare queste iniziative, tant'è vero che saranno presenti tutte, devo dire che sono riuscita, Sammy, come al solito, a mettere insieme tutte le teste e a coinvolgere veramente anche tutte le autorità presenti del territorio, dal prefetto al deputato di Francesco Alessandra Morese, che è presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Ho coinvolto le scuole, ho coinvolto i miei ragazzi, tant'è che in conferenza stampa era presente anche la dirigente scolastica di 2 licei all'Occhiello, che sono il fiore all'occhiello del nostro territorio, e questa cosa rappresenta per me uno stimolo propulsore, perché questa è una tematica molto molto particolare, perché i dati sono inconfutabili, siamo arrivati a 80 vittime al mese e sinceramente non è più un fenomeno che va di per sé, ormai è un fenomeno che si rileva sia sul piano sociale che culturale. E io sono un'associazione non profit, per cui cerco con tutta me stessa, con passione, con lavoro, anche con sacrifici economici, di cercare di dare voce a tutte le realtà e di fare squadra, perché secondo me la squadra fa la differenza. Io ti ringrazio perché
insomma, come di consueto, date voce sia tu che Radio Libertà a queste tematiche e soprattutto alle iniziative di noi poveri comuni mortali che nel nostro piccolo cerchiamo di dare un valore aggiunto alle istituzioni, perché come ha detto il nostro prefetto, il dottor Guido Aprea, la nostra attività sul territorio, l'attività delle associazioni, noi rappresentiamo il braccio delle istituzioni, sia sul piano locale che sul piano nazionale, siamo il braccio e quindi cerchiamo di fare comunicazione, fare informazione, perché tante persone ignorano e soprattutto di far ascoltare la nostra voce. E io di questa cosa sono onorata e devo ringraziare tantissimo il senatore Manfredi Potenti che ha mediato e ha creduto ed è molto attivo, lo sai, col Dipartimento di tutela e benessere di animali. Io non voglio rubarti tempo, poi se mi vuoi fare qualche domanda, perché vorrei dare voce Ci al mancherebbe. senatore Manfredi Potenti. Guarda, lo stiamo cercando, ma al momento è irraggiungibile col telefono, sai che sono perennemente su e giù con gli ascensori, avanti e indietro dalla camera e quindi a volte non c'è campo, però avremo modo di risentirlo in questi giorni. Manfredi Potenti, che abbiamo intervistato anche recentemente, e poi a Pontida c'era uno stand riservato proprio al Dipartimento Nazionale Tutela Animali della Lega. Certo, questo progetto integrato merita attenzione, soprattutto se girate intorno a Massa, in Toscana, se avete parenti o amici in quella zona, perché si comincia questo 14 novembre alle 9:30 con la conferenza pubblica intitolata Crudeltà su animali e pericolosità sociale, quel collegamento sottile ma pericolosissimo che può esserci se uno tratta male un animale, tratta male anche il prossimo, ma poi dal 25 al 30 novembre ci sono mostre, ci sono eventi, ci sono ospiti, tutti quanti collegati con questo sottile filo per fare comunicazione su quella che è la pericolosità sociale di chi utilizza violenza verso gli animali, ma in generale una fotografia del momento, dell'attualità di oggi, cosa sta succedendo, dove stiamo andando, anche, come dicevi tu, attraverso artisti che mostrano i loro prodotti, che trasmettono emozioni attraverso la loro voce e molto volentieri tu sai che poi a me piace essere tuo complice e quindi qualche artista da sottolineare musicalmente io te lo trasmetto, fammelo avere. Insomma, avete capito che se cercate davvero di essere aggiornati sui tempi, ascoltando varie voci, tutte per sensibilizzare contro la violenza, dal 25 al 30 novembre, Sala degli Specchi, Palazzo Ducale, Massa, La Piuma e il Sasso, questa mostra itinerante, ma non soltanto, tanti gli eventi che trovate molto facilmente, secondo me, fanno ancora prima, cercando l'associazione La Rivincita su Facebook e naturalmente l'avvocato Carmen Federico, dinamica su tanti fronti, soprattutto quello sociale, che ci riporta alla triste cronaca quotidiana alla quale però dobbiamo reagire. Carmen, gli ultimi 30 secondi per ringraziarti e per farti fare i saluti. Sai, Sammy, hai detto bene, ultradinamica, sì, è vero, infatti come ben sai io sono o amata o odiata, non è che non c'è una via di mezzo per quanto mi riguarda, ma io vado sempre a testa alta e con determinazione. La mia è una mission, non voglio niente. La rivincita sai benissimo perché tu mi sei stato accanto e hai dato sempre voce alle iniziative dell'associazione. Io la definisco la parte più bella di me, perché questo percorso di condivisione, questo percorso sinergico ti aiuta sicuramente a diventare una persona migliore e penso che oggi è tutto quello che conta, anche perché come la diceva la Livella di Totò, tutti là dobbiamo andare a finire, quindi questa rincorsa
e questa noncuranza, e io voglio e devo, mi sento obbligata come cittadina, come presidente di associazione culturale, e soprattutto anche come ambasciatrice di pace, perché io devo ringraziare anche l'onorevole Suad Sbai, presidente di ACMID Donna Onlus, il centro culturale Aveno-Re. Sappiamo che è una politica, una giornalista, una scrittrice che si batte da oltre 30 anni per la tutela dei diritti delle donne marocchine in Italia, che mi ha conferito l'onorificenza alla Camera dei Deputati di ambasciatrice della pace. Quando me l'ha chiesto, te la dico tutta, sai, io non ho peli sulla lingua, dissi: ma sei sicuro di voler darla a me questa onorificenza? Perché io scendo col bazooka tutti i giorni. È bello così, senza fare del male a nessuno, come promettono altre religioni, andremo ugualmente in paradiso. Grazie Carmen, ti devo salutare. A presto. Grazie a tutto lo staff di Radio Libertà, salutami tutti.